Caserma ex Zanusso. L'autogol dell'amministrazione comunale di Oderzo, che sta di fatto indirizzando la struttura a 100 profughi anziché ad area pubblica, denunciato dalla Lega, anche per il governatore del Veneto, è più che evidente. Alcune volte noi facciamo gli errori sul territorio, come in questo caso, di non sottrarre questi beni a chi poi li vuole utilizzare per ospitare gli immigrati. Dall'altro c'è da dire che questa ospitalità non ha nulla a che vedere con un tema di solidarietà, visto e considerato che siamo davanti a 2 immigrati su 3 che non sono profughi. Chiarissima la posizione della regione sulla vicenda ex Zanusso di Oderzo. Area sempre più vicina a diventare centro profughi per la sinistra Piave, se il sindaco reggente Bruno De Luca non riuscirà a trovare alloggi alternativi e soprattutto diffusi per evitare quello che tutti considerano già un ghetto. Situazione che anche secondo il presidente Zaia rischia di crearsi al borgo di Soller, nel comune di Cison, con una struttura alberghiera chiusa e isolata in gara per diventare da febbraio centro di accoglienza per almeno 80 profughi, su una comunità che conta non più di 90 residenti. Non è che ci vadano i profughi o i sedicenti profughi o i migranti, il problema è che da lì poi parte tutta un'invasione del territorio che noi non possiamo accettare, anche perché non c'è nessuna sicurezza, non sappiamo nulla di queste persone e abbiamo capito proprio per le dinamiche internazionali ed europee, si pensi a Colonia, l'ultimo dell'anno, che noi e molti di questi migranti sappiamo che vengono qui ma non hanno nulla a che vedere con chi scappa dalla morte e dalla fame, quindi se qualcuno vuole dire che lì ci vanno dei profughi veri, noi diciamo che questo non è vero. Migranti e immigrati con il primo espulso di quest'anno in Italia per fondamentalismo islamico individuato a San Zenone. Doverosa perché è imbarazzante e inquietante pensare che un bimbo che non è in grado, fra virgolette, di formulare riflessioni di quel livello le possa esprimere. È indubbio che queste espressioni arrivano poi da contesti familiari e contesti a lui molto vicini. Bisogna tenere la guardia molto alta, continuare a controllare e soprattutto fare in modo che la parte buona degli immigrati collabori con noi. Un episodio che però non deve essere generalizzato, soprattutto dopo l'apertura della Federazione Veneta delle associazioni musulmane a qualsiasi controllo da parte delle prefetture. Male non fare, paura non avere. Vedo che hanno sposato con piacere questo slogan, che è un vecchio adagio veneto, e dico proprio per questo motivo si facciano controlli, chi è per bene, rispetta la legge, è giusto che abbia tutte le forme di ospitalità qui da noi.